Grazie al sindaco di Cagliari. Allora, proseguiamo come da scaletta. Adesso tocca al consigliere comunale Filippo Petrucci, che anche se non è di Selle, comunque trattatelo bene lo stesso. Wow. Grazie. Sì, infatti ringrazio i colleghi che mi fanno intervenire dopo il sindaco, sarà facilissimo dopo l'intervento di Massimo perché sono un po' lunghi. Io sarò invece più breve, volevo anche far partire il mio cronometro così Alberto non sarà stressato, anche perché sennò non possiamo anche perché sennò non possiamo sentire Francesco e penso che siamo qua in realtà per sentire lui, per sentire noi. I temi sono già stati trattati quasi tutti. Io vorrei semplicemente ritornare molto brevemente su un aspetto che è stato sollevato da Massimo, il concetto di leale collaborazione. Io mi auguro che il prossimo Presidente della Regione sia Pigliaro. Il nostro problema è che non esiste, non c'è stata la collaborazione, perché appunto Cappellacci nulla ha fatto per venire incontro alle altre amministrazioni. Perché è importante lavorare su Cagliari? Perché lavorare su Cagliari vuol dire appunto lavorare su tutta l'area vasta, e di area vasta che dovremmo parlare oggi. Uno dei temi che a mio avviso è fondamentale, appunto è stato trattato rapidamente, sono i trasporti. Noi non possiamo pensare a una città come Cagliari, al massimo si è limitata a 2 numero di macchine, e già rende bene l'idea, che viva in completo stato di isolamento rispetto all'Internet. Io voglio, e dico voglio perché appunto noi dobbiamo vincere queste elezioni, che il prossimo Presidente della Regione e eventualmente il mio consigliere Agus vadano a fare queste battaglie, fare le attività sul trasporto che interessino Cagliari, andare a ripensare il nodo di Piazza Matteotti, dove arrivano corriere, treni, dove dovrebbe partire la metropolitana leggera, essenziale non solo per i cagliaritani, perché ovviamente chiunque ne viva a Cagliari vivrebbe meglio, ma essenziale per tutti gli altri. Tutti i servizi ruotano intorno a questo. Anche più banale, stavo pensando prima che è anche una cosa che normalmente non viene quasi mai citata, anche le attività sportive di Cagliari. Non esiste neanche una gestione. Noi abbiamo delle zone sportive fra Cagliari e l'immediato internet, i comuni limitrofi, dove abbiamo impiantistica quasi in comune praticamente, confina. Ripensare l'area urbana, ripensare l'offerta di servizi, un'offerta di servizi che parta appunto dalla fruibilità, e senza i trasporti nulla è fruibile. Contempla anche questo. Se non sbaglio sempre, no, forse era Sergio o Massimo Nicola, hanno parlato anche di Poetto. Pensare quanto il Poetto sia vissuto dai cagliaritani, quanto appunto sia comune vedere persone che corrono a Poetto, che vivono nel Poetto, l'area di Monetargius. Noi abbiamo tutte aree confinanti, perché appunto è difficile trovare dei confini naturali fra Cagliari, Monserrato, dove abbiamo piscine, campi, vari impianti. C'è il canale, che è sempre stato usato anche quando appunto era in situazione anche di peggior degrado dai canonisti e da chi faceva canottaggio. Io voglio che il mio Presidente della Regione se ne occupi, perché non vuol dire avere una visione cagliaricentrica. Qualcuno aveva paura appunto di Cappellacci che avesse una visione eccessivamente cagliaricentrica. Questo era uno dei temi paventati. In realtà non ha avuto assolutamente, perché sì, no, si vede benissimo secondo me. Perché l'idea di lavorare su Cagliari vuol dire appunto lavorare su tutta l'area cagliaritana. Io chiamo cagliaritana perché appunto i comuni sono attaccati. In realtà noi dobbiamo avere la presunzione, vincendo come centro-sinistra, di voler fare proprio questo, cioè di intervenire affinché tutto il settore che possiamo chiamare come area metropolitana, città metropolitana, Cagliari capitale della Sera, chiamiamola come vogliamo, Grande Cagliari, non vada appunto, come è stato detto, a confliggere con gli altri comuni, perché ovviamente ogni comune ha la sua autonomia, però permetta di vivere meglio a tutti i cittadini. Pensare che io vengo da un comune dell'immediato interno, vengo a lavorare a Cagliari, poi mi devo rispostare all'interno di Cagliari con altri mezzi, con magari 3 biglietti diversi che devo cambiare di continuo, è un passaggio che, se non gestito a livello regionale, dovrebbe essere una delle prime idee che un Presidente della Regione investa su un'area urbana dove vivono circa 400.000 persone fra una cosa e l'altra, più appunto tutti gli studenti fuori sede che sono quasi sempre dimenticati, mentre sono una realtà che tra l'altro produce la carriera in qualche maniera.
Io vi invito quindi semplicemente a fare questo, adesso poi parleranno altri colleghi dell'Inter, nonché appunto Francesco. Oltre a invitare a votare, come ha detto il Sindaco, vi invito a pungolare il nostro futuro consigliere. Noi dobbiamo pretendere dal Presidente della Regione e da chi ci rappresenterà poi in Consiglio regionale che sia fatta una politica su Cagliari, che non vuol dire una politica su Cagliari, ma vuol dire su tutti i 400.000 abitanti che vivono a Cagliari. Una politica che si interessi fondamentalmente, a mio avviso, appunto di trasporti, che è un aspetto essenziale, ma che da lì affronti poi tutti gli altri problemi. Ce la possiamo fare, mancano 10 giorni, io sono ottimista e spero che appunto, non mi interessa sorridere, io vorrei che ci fosse una possibilità di vita semplicemente più ordinata e migliore per tutti i cittadini dell'area vasta. Mi fermo qui perché non sono logorroico come i miei colleghi.